La notizia tragica è arrivata ieri in serata ai familiari ad annunciarla ai fratelli salesiani. Don David Facchinello, missionario di 48 anni, originario di Loria, in Perù dal 2017, ha perso la vita in un incidente stradale poco lontano da Cuzco mentre in auto si recava all'aeroporto per raggiungere Lima, dove doveva prendere parte all'apertura del capitolo ispettoriale. Quasi 20 anni di sacerdozio avrebbe raggiunto quel traguardo il 21 giugno. Don David era conosciuto e amato tanto nella sua terra d'origine quanto in quella in cui operava con straordinaria dedizione. Il parroco Don Enrico Prete ricorda la sua ultima visita proprio a Loria. È ritornato per l'ultima volta circa un anno e mezzo fa e ha incontrato, sempre con la sua riservatezza, con la sua modestia, ma anche con la carica proprio interiore, con questi occhi che gli brillavano sempre quando parlava della missione, non di se stesso, tutt'altro, tanto era la modestia, la semplicità, ma anche la profondità proprio spirituale e la dimensione del servizio che ha incontrato i nostri giovani dei gruppi parrocchiali e in particolare dell'oratorio, anche i loro genitori, che ha lasciato proprio un ricordo indeleble, tanto che qualcuno di loro ha espresso un desiderio magari di poter, chissà in un futuro non troppo lontano, poterlo magari raggiungere. Profondo il lutto in tutta la diocesi. Don Enrico e i salesiani di Castello di Godego hanno fatto visita in mattinata ai genitori di Don David, Marinella e Ivone, e alla sorella minore Fabiola. Lascio immaginare lo strazio, però posso assicurare, pur nella estrema dolorosità ecco, di questa situazione, con sempre una apertura di fede straordinaria. Sarà la comunità salesiana in Perù a compiere ogni sforzo per far rimpatriare al più presto la salma del missionario e permettere così alla famiglia di dargli l'ultimo saluto nella sua Loria. Adesso stiamo anche pensando magari di offrire, vediamo in che serata, un momento intanto, non sapendo i tempi, di preghiera comunitaria appunto a sostegno della famiglia con un rosario e sì, un'altra manifestazione di vicinanza spirituale.